Non molto lontano dal villaggio neolitico e dalle affascinanti grotte di Gurmengsley, si trova una piccola cappella incastonata nella roccia. La grotta è raggiungibile attraverso una fessura naturale salendo 5 gradini scavati nella roccia. All'interno si trova un'ampia caverna di 9 per 5 metri. L'origine della cappella è oggetto di dibattito, tuttavia sulle colline circostanti sono stati rinvenuti resti neolitici e incisioni rupestri preistoriche. C'è chi ipotizza che il nome del posto abbia origini celtiche. Inoltre, alcuni studi sembrano mostrare un legame con la passata presenza di minatori di carbone nella zona. È innegabile che nel XVII secolo i carbonai fossero attivi nella produzione del carbone per le fornaci circostanti. Pertanto, è plausibile l'ipotesi della loro presenza stabile nella grotta. È solo verso la fine del secolo successivo che la grotta assunse un carattere religioso. Infatti, durante la Rivoluzione francese, la grotta divenne un rifugio segreto dove si celebrava la messa clandestinamente. Questa crepa profonda nella roccia, intessuta di secoli di storia, non sembra averci raccontato tutto. Intanto, noi continueremo ad ammirarla stupefatti e curiosi, in attesa che ci sveli altri segreti inestimabili.